Buongiorno, sono Filippo Giacinti, attuale sindaco reggente della nostra città. Ho 41 anni, di professione faccio l'avvocato e dall'età di 5 anni vivo ad Albignasego. Sono sposato con Chiara e abbiamo un bimbo di 10 mesi di nome Gregorio. Mi presento candidato sindaco in queste elezioni amministrative del 5 giugno, supportato da 5 liste civiche che sono espressione della continuità della buona amministrazione di Albignasego. Albignasego è la città che attrae nel proprio territorio il maggior numero di giovani coppie tra tutti i comuni della provincia di Padova. E questo perché in questi anni abbiamo lavorato con impegno e passione per aumentare in quantità, ma soprattutto in qualità, i servizi del nostro territorio, puntando su quartieri a misura di famiglia. Il nostro comune sostiene le scuole materne convenzionate per contenere le reti alle famiglie. Investe ogni anno milioni di euro sulle nostre scuole e sui servizi scolastici come la mensa e il trasporto scolastico. Ogni quartiere del Albignasego è servito dal trasporto pubblico locale. Abbiamo decine di parchi pubblici, di impianti sportivi che ogni anno teniamo curati e sui quali investiamo risorse perché questi luoghi di aggregazione facciano di Albignasego una comunità viva e vitale. Ma siamo anche una città che vuole che nessuno rimanga indietro. Per questo in questi anni abbiamo aumentato la spesa sociale, tanto da arrivare ad essere il comune della provincia che ha la più alta spesa sociale pro capite, che investe per i nostri anziani, per le persone diversamente abili e nei progetti per i disoccupati senza ammortizzatori sociali. Per il futuro nuove sfide ci attendono, dall'incremento ulteriore dei servizi del nostro comune allo sviluppo del progetto sicurezza che già molti risultati positivi ha portato per il nostro territorio. E poi ci sono le grandi sfide del futuro che grazie alla presenza in Regione Veneto di Massimiliano Barison possiamo finalmente affrontare con uno spirito nuovo. Dalla grande viabilità per liberare via Roma dal traffico di attraversamento agli importanti progetti della scuola superiore e della casa di riposo. Il 5 giugno insieme continuiamo la buona amministrazione per migliorare la nostra città e continuare ad esserne orgogliosi.